Bentrovati agli amici che ci seguono. Oggi vogliamo fare un esperimento di promozione video di un libro. Abbiamo un autore alla sua opera prima, che è il professor Federico Montanari, con La vita è davanti. Benvenuto, professore. Bentrovato. Che cosa ci racconta della sua opera? Qual è tutto l'argomento, eccetera? Lasciamo a lei la promozione. Io ho scritto la storia di un ragazzo e essendo io originario di Ravenna, un romagnolo quindi, ma abitando a Treviso ormai da oltre 40 anni, ho pensato di scrivere questa storia ambientandola a Treviso. Questo ragazzo, questo eroe, diciamo così, problematico, è problematico in quanto parte da una situazione di disagio, una situazione di partenza molto negativa dovuta a traversie familiari, la mancanza del padre, il disastro diciamo, economico della famiglia e che lo ha portato a chiudersi fin dall'infanzia, e tutto il percorso del libro, tutto il filo conduttore principale è appunto questo del tentativo, della ricerca della propria strada da parte di questo ragazzo. E questo protagonista si chiama Lorenzo, l'ho chiamato Lorenzo. Posso aggiungere che il romanzo illustra i vari tentativi di uscire da questa situazione. All'inizio c'è questa situazione di stallo in cui il ragazzo si dibatte, poi piano piano, attraverso vari tentativi, trova, grazie anche a apporti, diciamo, aiuti esterni, non solo quello della madre, che ho cercato di disegnare in maniera abbastanza particolare, ma anche un amico un po' più grande di lui, diciamo un anno più grande di lui, una specie di fratello maggiore, e anche il sostegno, diciamo, discreto del professore di lettere. Questo ragazzo è un adolescente e quindi il romanzo copre, diciamo, l'arco temporale dell'adolescenza. Ecco, oltre al personaggio principale, che è Lorenzo, ci sono altri personaggi che danno una certa caratura. C'è un esempio per l'ambiente intendo l'ambiente scolastico, oltre che l'ambiente, diciamo, sociale. Sì, il romanzo mette in scena tutta una folla, diciamo, di personaggi, una serie molto ampia, un ventaglio molto ampio di personaggi negativi e positivi. Si parte ovviamente dalla figura della madre, a cui accennavo prima, quella dell'amico che è uno studente del liceo classico che è un partito di filosofia, al professore di lettere di Lorenzo. Poi ci sono altri compagni di classe, ci sono sono due personaggi femminili in particolare che sono importanti in quanto segnano la crescita anche sentimentale del ragazzo, e poi una serie di altri personaggi che il ragazzo incontra nei quadri di crescita, nei momenti, diciamo, di crescita della propria personalità, perché appunto questo romanzo descrive, narra, insomma, questa crescita che porta che porta il ragazzo a trovare Lorenzo, a trovare la sua strada, a trovare una strada positiva, insomma. Quali altre indicazioni possiamo dare al lettore, diciamo, in termini di attualità di questo libro? Una disamina, diciamo, del disagio dei ragazzi, in particolare anche delle famiglie, vorrei dire. Sì, diciamo che intanto non ho voluto fare un libro che abbia una valenza sociologica, ho voluto raccontare una storia,
però questa storia evidentemente si svolge su sfondi e attraverso anche esperienze e problemi che sono quelli di oggi. È un libro basato proprio sull'attualità. Arriviamo anche alla crisi economica e culturale attuale. Il problema del disagio è certamente il punto di partenza, anche se chiaramente dovendo delineare un personaggio io definisco un identikit di personaggio, quindi è una situazione ben particolare, precisa di disagio, quando nella realtà ce ne sono infinite altre. Poi il romanzo ha tutta una serie di fili conduttori che si annodano attorno alla vicenda del personaggio principale e soprattutto la seconda parte del romanzo è quella che dà alla crescita, alla maturazione di Lorenzo il suo carattere di singolarità. Diventa una maturazione molto particolare che porta il ragazzo a toccare proprio situazioni e interrogativi di oggi. E questo io ho pensato di farlo perché volevo aiutare i ragazzi a uscire da quel mondo chiuso in cui troppo spesso si chiudono. Ecco, dobbiamo ricordare naturalmente che l'opera è edita da Piazza Editore di Silea, un giovane editore attivo nell'ambito degli editori del Veneto, e noi avremmo ambizione che questa tipologia, questo tipo di promozione possa essere diffusa, perché riteniamo che le emozioni si possano e si debbano trasmettere. Con questo la ringraziamo per essere intervenuto, professore. Grazie a lei.